Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti di questa mattina. In apertura un blitz antimafia a Trapani, arrestate 5 persone per associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Tra i destinatari figura Giovanni Luppino, noto per essere stato l'autista di Matteo Messina Denaro. Sparatoria di Monreale, convalidato il fermo del secondo indagato Samuele Acquisto. Per il 18enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concorso in strage. Intanto le indagini proseguono per identificare un terzo giovane coinvolto, ritenuto anche lui tra coloro che hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. E proprio mentre il giornalista Giorgio Saracino, inviato della trasmissione Ore 14 di Rai 2, raccontava in diretta gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Monreale, è stato minacciato da un'auto bianca che si è avvicinata a forte velocità urlandogli: "Se non vi levate vi ammazzo". E ci spostiamo a Caltanissetta, un grave incidente sul lavoro questa mattina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Cataldo. Un operaio di 23 anni, originario di Sommatino, è precipitato da un'altezza di oltre 10 metri mentre stava lavorando sul tetto di un edificio. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Sant'Elia. In chiusura l'ennesimo incidente mortale di questi giorni in Sicilia. Un ragazzo di 19 anni ieri sera è finito contro un muro mentre viaggiava a bordo di un'auto tra Bagheria e Ficarazzi. Francesco Frisco, queste le generalità della vittima, è morto sul colpo. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.